Ok. Qual è il tuo feticcio fotografico? Sicuramente tantissimo. Lo so che qua vado a toccare quella fetta. No, vai, siamo in un podcast. Allora, sono sicuramente senza dettagli. censure, Soprattutto amo tantissimo quando devo fare quel dettaglio tipo della scarpa, quindi i dettagli dei piedi. Quindi possiamo dire che ti piacciono i piedi. Sì, Ok. no, dal punto di vista fotografico. Canali OnlyFans. Hai detto di non volerne aprire. Non adesso. Non adesso. No. Benvenuti su Up Your Podcast, un podcast dedicato al sano cazzeggio e dedicato al mondo della fotografia. Oggi abbiamo ospite uno dei più giovani fotografi che sale sui palchi per raccontare le sue storie, i suoi tecnicismi, i suoi workshop. Lo presenteremo a breve, direttamente da Reggio Calabria, ma anche lui ha fatto un po' di strada per venirci a trovare qui nella nostra sede a Parigi. Sì, benvenuto, sì. benvenuto. Come va? Grazie, Antonio? Andrea. Tutto bene, tutto Viaggio bene. è andato bene? Sì, il viaggio è andato bene, sono abbastanza tranquillo, contento, nonostante abbiamo iniziato un attimo la stagione lavorativa, di essere qui anche per uscire un attimo dalla solita routine, dal solito schema e anche di scambiare una chiacchierata con te, perché penso che ormai ci conosciamo anche da qualche annetto, no? Mi hai visto anche un po' crescere. Assolutamente. Però prima di iniziare nel pieno, come tutti i podcast, cosa bisogna fare, Antò? Sicuramente una presentazione un attimo di chi sono, no? Ma prima. Sigla. Rieccoci. Hai visto la sigla che comunque fa un po' lo spoiler di tutti i personaggi che saranno presenti in questa stagione? Sì. Ok, quindi siamo qui con Antonio Gargano, lo conosciamo meglio perché appunto è un super giovane, perché ha l'esperienza di un super adulto o di un vecchio, visto che sei nato immerso nella fotografia, ma la cosa più curiosa che voglio dire prima di presentarlo è che è figlio di Giuseppe Gargano, nonché il primo ambassador di Up Your Shoot, ma una persona che ha dato un contributo così importante nella fase embrionale da qualificarsi Golden Ambassador, il nostro primo ambassador che comunque ci ha dato la scintilla per iniziare questo mondo di collaborazioni tra fotografi, sì, che poi ringraziamo sempre. Peppe, ti ringraziamo perché oltre ad essere una persona squisita che ci vuole veramente tanto bene, ha fatto bene alla nostra azienda, quindi ti meriti un cuoricino. Però Antò, parliamo di te sì, che sei l'evoluzione di Giuseppe Gargano, o meglio l'innovazione, anche se tuo padre è uno super tecnologico. Sì, ritornando anche al fattore del Golden Ambassador, possiamo dire così, ha creduto fin dall'inizio anche in voi e soprattutto nell'idea di Up Your Shoot, ma questa è sempre stata una delle sue più grandi doti che anche mi ha trasmesso, quella di andare a cercare sempre la novità e quindi la curiosità di cercare qualcosa di nuovo che appartiene comunque nell'ambito fotografico e nel suo insieme, logicamente. E quindi questa è stata anche per me la crescita, la versione 2.0 di Gargano Photography, perché quello che ho sempre cercato di trasmettere, soprattutto attraverso le mie immagini, è la perfetta fusione o equilibrio che possiamo dire tra tradizione e innovazione. Cioè comunque anche l'idea che oggi noi siamo qui appartiene un pochino all'innovazione, assolutamente, soprattutto dell'idea dell'intervista e di coinvolgere, no, i fotografi. Assolutamente. Io voglio iniziare con delle domande precise perché vogliamo scoprirti, vogliamo capire come è possibile alla tua età calcare già tanti palchi. La prima domanda che ti voglio fare invece è come sei arrivato. Capisco che sei un figlio d'arte, però quando è stato il momento in cui hai deciso di farlo per lavoro, quindi ok, voglio fare quello che fa mio padre, mi piace, mi sono innamorato, voglio continuarlo e portarlo a livelli altissimi? Allora, piccola premessa, durante il periodo adolescenziale seguivo altre correnti, altre forme d'arte, potevano essere la musica oppure arti visive, quindi disegno e tutto il resto. È nata all'età di 16 anni tramite un matrimonio di una parente, quindi ero invitato, non ho mai visto la figura paterna, diciamo, nell'ambito lavorativo, e quindi da lì è nata
la curiosità di vedere un attimino il retroscena della professione, appunto di quella del fotografo, soprattutto durante il momento della cerimonia, ovvero durante l'ingresso della sposa, dove c'era questo piccolo cuginetto che nella navata centrale cade buttando le fedi, quindi vado a vedere tutta la reazione degli invitati, quindi che è successo, oh mio Dio, e là sento quel click. Da quel click è scoppiata tipo la scintilla e la curiosità di andare a vedere innanzitutto cosa lo aveva scatto, fatto, cosa aveva esatto. fatto Esatto. e anche Perché in proprio quel momento l'importanza soprattutto di isolarsi un attimino dalla scena quotidiana che vive l'essere umano, cioè quindi andare a beccare un attimo che dura veramente quell'istante, quel microsecondo, ok? Quindi dalla settimana successiva inizio subito ad andare con lui come assistente, quindi come terza camera, e ricordo che uno dei momenti più belli. Quindi sei stato tu a chiedere a tuo padre Sì, di sono andare stato con io. lui. Cioè, Questa da è lì una è bella nata proprio cosa. la curiosità, subito di andare a conoscere la Cioè differenza. lui non degli ti ha obiettivi. mai detto vieni al lavoro con me, vieni a Ti vedere. dirò di più, ha cercato durante l'età degli 11-14 anni a comprare tipo la prima fotocamera entry level, ok? Ti faccio appassionare ma non ti sforzo. Sì, però già ho avuto tipo l'odio un attimo della fotografia inizialmente perché non riuscivo a capire come mettere a fuoco con il pulsantino di scatto, e da lì ho detto ok basta, poso la fotocamera, non voglio che saperne, è troppo difficile. La cosa che ho apprezzato sin da subito, perché anche questo che ho sempre cercato di fare nelle mie forme di arte, è quello di stare a contatto con la gente, quindi attraverso anche la fotografia degli eventi, ho notato subito che c'era la curiosità di andare a fotografare persone, quindi non mi sono mai appassionato anche ad andare a effettuare fotografie di paesaggio o di still life, per esempio. Piace la gente. Mi piace la gente, cioè mi piace proprio essere a contatto Bello. con la gente, dialogare, chiacchierare e capire anche come migliorare di giorno in giorno anche tutt'oggi i miei scatti in base anche a quello che succede intorno, no? Ok. Cioè se noi non conosciamo la realtà delle persone che abbiamo, che cosa stiamo andando a fotografare, Complesso. soprattutto negli eventi? Bello, io dico sempre che dietro una foto c'è un'anima, ovvero possiamo immaginarci la foto di una bella ragazza, la foto viene super bene, lei è super bella, un esterno, un estraneo vede una super foto, ma se lo stato d'animo di quella persona era una merda, durante lo shooting quella ragazza non riesce a vederla bella quella foto. È Sì. incredibile quanto si lega un sentimento, un'emozione dietro ogni scatto. Che supera ogni tecnicismo. Questo è anche un aspetto che sto notando soprattutto negli ultimi anni, dove io sono sempre stato un grande fan dell'aspetto tecnico e del perfezionismo della composizione, anche forse agli studi che ho effettuato negli anni precedenti, però ho capito che se non riesco a trasmettere una sicurezza anche emotiva della persona che ho davanti, automaticamente, per quanto uno vada a realizzare uno scatto con una sua composizione, le regole perfette fotografiche, automaticamente la foto non sarà per un certo senso perfetta, non solo per me, perché non rappresenta appunto quell'anima, ma anche per la persona che ha davanti. Chiaro, sto pensando che non hai avuto il tempo di farti influenzare dalla vecchia scuola, perché sei talmente giovane che diciamo che tu non hai vissuto l'analogico, dei clienti diversi. Sì, no? cioè ho iniziato direttamente con il mondo reflex, quindi anche quando ho iniziato a 16 anni. Diamo numeri perché, allora, quanti anni di esperienza hai? Allora, sono 9 anni, ho iniziato all'età di 16 anni. 9 anni di esperienza e hai ora 24 anni. 24 anni, quindi avere circa 10 anni di esperienza alla tua età praticamente è cosa molto molto rara. Tra l'altro non hai soltanto l'esperienza, ma hai preso anche il coraggio appunto di andare in giro per l'Italia a fare dei workshop, a parlare di post-produzione, a parlare di fotografia. Sì. Questo ti fa onore anche perché la tua proprietà di linguaggio è veramente straordinaria Grazie, all'età così giovane. Però fermati, perché sennò diventa serio e chi ci sta guardando inizia a dire ok, tutta questa serietà. Voglio presentarti una cosa curiosa che abbiamo preparato per tutti gli ospiti. La prendo. Ok, dai, prendiamo la mystery. Organizzare le vacanze con la famiglia dovrebbe essere un piacere, ma ogni anno è la stessa storia. Prezzi alle stelle, strutture affollate e costi extra. Partire in 4. A volte sembra un lusso riservato a pochi. Oggi però esistono nuove soluzioni per viaggiare in modo intelligente, risparmiando davvero, senza rinunciare a comfort e qualità. Uno di questi metodi innovativi è Aura Club, che ti permette di vivere vacanze esclusive con la famiglia, senza spendere una fortuna. Con Aura Club puoi approfittare di un pacchetto per 4 persone che ti garantisce una settimana di vacanza all'anno per 3 anni, a soli 2.400 euro, invece di 3.600.
in location accoglienti nel cuore del Sud Italia, con spazi sicuri e servizi pensati per i più piccoli. Avrai accesso esclusivo a 6 strutture: Porto Roca Resort, Batuca Village e Camping, Villaggio Borgo Rio Favara, Hotel Valle degli Ulivi, Costa Fenicia Residence, Hotel La Fenice. Il vantaggio: la quota iniziale di 2.400 euro. Puoi recuperarla tutta semplicemente invitando 10 amici. Sì, hai capito bene. Basta portare 10 nuovi soci e la tua vacanza è gratis. Aura Club non è solo un'opportunità, è il modo giusto di viaggiare, risparmiare e guadagnare. Scopri come funziona e prenota la tua prima vacanza con noi. Aura Club, il viaggio che ti premia. La chiama Mystery Box? No. No, ma... Mystery Box ci possono denunciare, perché se non sbaglio già esiste una Mystery Box. Ah, ok. Questa si chiama Fuck Box. Fuck Box, ok. Ok, fuck immagino che intendi... sì, il no, No, ma no, è sì. tipo ce ne freghiamo, va, diciamo il termine fregarsene, Ok, per non dire no, significa proprio la traduzione. domande frequenti in Domande inglese, frequenti, ok, frequently ok. asked questions. Ah, ok, perfetto. Ok. Quindi in realtà stiamo un po' barando, perché all'interno non ci sono delle domande frequenti, ma abbiamo delle domande scomode, imbarazzanti, semplici, stupide. Siccome non volevo prendermi la responsabilità di fartele io queste Ok, domande, dici, abbiamo deciso, scegli tu esatto, e vediamo come va. sarai tu a sceglierle. Ti do le regole, dovrai prendere 5 palline nel corso di tutta la puntata. Hai la possibilità, perché siamo delle persone buone, di scartarne 2. 2. Ok? O semplicemente scartarla solo perché magari non trovi interessante la domanda. Quindi Ok, fai come vuoi. Dai Iniziamo con la prima? un bel girone. Vediamo. Sì. E vediamo cosa peschi. Ok. Lei la riporta. Mentre tu apri. Vediamo. Ok, qual è il tuo feticcio fotografico? Esempio mani, dettagli, schiene, occhi, eccetera. Allora, non ti ho detto la regola. Dovresti leggere a bassa voce. Vabbè, Questa non fa. è La leggi a stretta. bassa voce. Se la reputi idonea, la passi a me che te la leggo. Ok, allora. Se pensi di lasciarlo... Allora, foto- potrei tranquillamente rispondere. Allora, sicuramente... la rileggo bene, vediamo. Rileggiamola, Visto dai. che l'hai accettata. Ok. Qual è il tuo feticcio fotografico? Tipo mani, dettagli, schiena, occhi. Allora, sicuramente tantissimo, lo so che qua vado a toccare quell'affetto. No, un attimo, vai, forse. siamo in un podcast, Allora, sono vediamo, sicuramente senza dettagli, censure, soprattutto senza- amo tantissimo quando devo fare quel dettaglio tipo della scarpa, quindi i dettagli dei piedi. Lo so che mo tocchiamo un attimino una tematica un pochino delicata. Vabbè, puoi fare pubblicità al tuo canale OnlyFans Sì, sui piedi. prossimamente. In realtà è fatto solamente a livello artistico, non sono ossessionato, diciamo, su quella scia proprio del fetish. Sì, ok. Specifichiamo. Un piede un po' più elegante. Però se e parliamo di pulito. feticcio fotografico, Scegli dico i piedi. quello, sì, scelgo piedi. Quindi possiamo dire che ti piacciono i piedi. Sì, Ok. no, dal punto di vista fotografico. Canali OnlyFans. Hai detto di non volerne aprire. Non adesso. Non adesso. Però personale, logicamente, non i piedi fotografati. Va bene, mi sembra corretto. Un po' raggiosa comunque, potevo anche scartarla questa. Potevi scartarla, Potevo scartarla, però ma ho detto ma perché no? C'è la prima, capito? No, Ok, bravo, andiamo ok, avanti. Vediamo cosa ci riservano le altre. Vado avanti. La pallina la lancio. Pallina, fai cosa Vabbè, vuoi, ok, mettila vabbè, lì. la metto. Adesso invece ti chiedo quando pensi sia stata la tua svolta, perché immagino che comunque a 16 anni hai iniziato, seppur eri già Sì. predisposto da attrezzatura, un padre formatore e quant'altro. La domanda è appunto se hai avuto dei momenti in cui hai voluto capire se realmente era Poi sentire la quello, necessità e di un quando se c'è cambiamento. stato proprio un servizio che hai detto
cazzo, voglio diventare il miglior fotografo d'Italia. Allora, è un po' quello che vogliamo tutti, È no? quello che vogliamo tutti, però ti posso dire anche che mo voglio un attimo soffermarmi su questo aspetto. Diventare il fotografo migliore d'Italia all'inizio è quel sogno che soprattutto in età adolescenziale ci pensi. Ora mi trovo più in una fase che voglio diventare qualcuno bravo, ma anche va bene in Calabria, nella regione, ma voglio fare qualcosa che sia mio, perché molte volte, soprattutto generazione mia, per questo ci tengo a sottolineare, si punta sempre al successo e non si va mai a capire un attimo il percorso anche orizzontale che uno è andato a fare. Perché molte volte È uno come se punta oggi sempre tutti arrivare dobbiamo in vetta diventare o le in persone cima. di successo, obbligatoriamente. Quindi alla fine non è una cosa indispensabile. Se ci sarà e se accadrà, ben venga, in base a quello che succede. Io comunque sto mettendo veramente il massimo impegno sulla fotografia che mi appartiene. E parliamo mo del cambiamento, ritorniamo alla domanda. Siamo durante il periodo 2019-2020 perché grazie anche un attimino sempre agli studi, quindi sono ancora nel periodo delle superiori, inizio a studiare anche diverse forme di arte a partire da quella rinascimentale fino a quella più moderna contemporanea, riesco ad avere tante sfaccettature dove automaticamente vado anche ad applicarle nell'ambito fotografico. Cioè io sono sempre stato appassionato tantissimo dalle forme geometriche e dall'utilizzo del colore e penso che nelle mie immagini si percepisce. Sì, la tua post-produzione è incredibilmente facile da riconoscere. E quindi automaticamente è stato quel meccanismo dove sentivo proprio la necessità un attimo di andare ad approfondire soprattutto l'aspetto della conoscenza del colore al di fuori proprio dell'editing, proprio capire un attimo che cos'è il colore, che cos'è tipo la teoria di Maxwell sulla conoscenza dei colori, quindi proprio partiamo dall'arte e dalla pittura. Okay. Però automaticamente succede il meccanismo che durante il 2020, periodo lockdown, dove c'è una pausa, tu inizi, dici voglio fare il fotografo e il mondo si ferma. sì, il mondo si ferma. È un però là è segnale. stato quell'attesa, anche quella pausa che mi ha fatto un attimino studiare appieno i contorni Cosa che hai stanno fatto al di fuori dello durante il scatto. lockdown? Cosa ho fatto? Inizio sicuramente a post-produrre anche dei servizi, a sperimentare anche diverse color, vedendo anche delle dominanti, come sono per esempio i pannelli che sono quelli del color grading o della calibrazione per capire l'uniformità cromatica. Sei il c'è più nei giovane e il più complicato. È il più che complicato su parli. questo aspetto, sì. Io ti faccio la domanda più simpatica. Vai. Padre e figlio nel 95% dei casi lavorano bisticciando, comunque con toni molto forti. Io non conosco una persona che mi dice sì, tu lavori con tuo padre, sì, guarda, non mi dire niente. Guarda, ma ok, dall'esterno non riesco a percepire sta roba, non so se è vera o se fingete bene o se siete realmente così in sintonia come si vede dico la verità, dagli occhi esterni. perché ritorniamo sempre alla domanda. Mi sembrate anche, due amici. Sì, ritorniamo alla domanda iniziale, perché siccome non conoscevo appunto la professione di mio padre, e poi il mestiere del fotografo comunque è complicato per un fattore di assentismo, tipo la domenica la partitella a calcetto quando sei adolescente. Per me questa è stata l'occasione di stare molto vicino a mio padre, non solo come appunto figura genitoriale, ma anche come professionista, quindi dal punto di vista lavorativo, di farti immergere nell'aspetto, capito, del lavoro, anche come stare durante tipo i servizi, avere una certa posa, una certa educazione anche, ma anche e soprattutto come amicizia, perché comunque nasce poi un rapporto confidenziale. Sicuramente gli aspetti comunque di rabbia, di urla e cose ci saranno sempre, ed è normalissimo. Forse è anche stato un pochino l'aiuto del mio carattere. Io sono una persona molto tranquilla e calma, cioè sono una persona che tende tantissimo ad assorbire tipo i rimproveri e cose, però quando arrivo tipo forse a sacco pieno, come si dice, esplodo. Però forse anche questo è il bello del mio carattere. Una caratteristica di chi è calmo. È una caratteristica di chi è calmo, no? Sì. Però per il momento ancora non è successo. Ho sempre mantenuto la altra calma. cosa curiosa di Antonio è che non penso tu abbia fatto un altro mestiere fino adesso nella tua vita, visto che hai iniziato così giovane, a parte piccole esperienze. Non ho fatto altri mestieri, solamente mi sono dedicato al percorso sempre di studi, ritornando sempre a quella del percorso dell'arte. Ho iniziato a intraprendere gli studi di architettura, però andando avanti con altre tipologie di studi. Sei un monogamo del lavoro. Sì, mi rendevo conto che preferisco vivere di fotografia, anche fare dei semplici ritratti, anche studiare al di fuori anche tipo delle cerimonie, perché è quella cosa che mi fa stare bene. Stai bene. Cioè la mia espressione, io non ho mai tipo scritto lettere oppure poesie tipo romanzi, tipo non hai mai fatto un curriculum da inviare a qualcuno? No, proprio, cioè per me quella non è la mia espressione artistica. E allora ti faccio una domanda molto bella, che se la fotografia non fosse entrata nella tua vita,
cosa pensi saresti diventato oggi? Ci Allora, hai mai pensato in realtà? Sicuramente fino ai miei 20-25 anni un bravissimo chitarrista, cioè questo è un pochino il mio rimpianto, perché comunque l'arte. Sì, sempre l'arte. Non ti Ho allontani. sempre amato tantissimo il disegno, oppure l'architetto, cioè l'architetto comunque è una di quelle cose che mi piace tantissimo. L'unica cosa che è stato poi tutto un cambiamento, perché dedicando molto tempo alla fotografia automaticamente è stata quella strada secondaria dove ho deciso comunque di intraprendere poi il percorso fotografico. Però è bello come Ma sai tocca che tanti architetti aspetti. e fotografia è una cosa di un ricorrente incredibile. Io ho tanti amici architetti che poi hanno deciso di fare fotografia. Ma perché comunque l'architettura ti aiuta su tantissimi aspetti, sì. tipo anche le materie che ho prospettive, intrapreso, prospettive molto al chiaro. di fuori dell'arte, anche proprio la filosofia dell'estetica, ok? Sì, sì, Proprio il sì. concetto della bellezza, dove tocca quindi anche quel rapporto che dicevamo fotografo, cliente, oppure essere umano che stai fotografando davanti a te. Assolutamente, assolutamente. Mo siamo andati troppo e seri. quando il momento è serio, Quando il momento brava, è serio. tu vai a prendere una pallina. Andiamo a prendere lo la pallina. possiamo Ok, lasciare lì? la lasciamo lì, Dai. Io nel frattempo ne approfitto per chiedere a qualcuno di iscriversi su YouTube, seguirci su Instagram, seguirci i canali, altrimenti la tutto campanellina quello che dov'è? stiamo facendo... Io faccio mettiamo qua, un po' di io faccio punti, qua. sì, qua. Poi esplode tutto, tipo. Anche perché, Ok. dico, se poi abbiamo poche visualizzazioni, dico, cosa abbiamo fatto qua? Vabbè. Abbiamo perso un po' di Abbiamo tempo, fatto di- non fateci perdere Ok. del tempo, aiutateci, inviate il podcast ai vostri amici, facciamo salire un po' l'asticella. Allora, non la devo leggere, quindi non combiniamo. Accetti o non accetti? Sì. Vai. Sì. Basta, vero? Sì. Cioè, non Vediamo vedo cosa mai dice. strano, Divertente. Se la tua ex ti chiedesse un servizio fotografico, diresti di sì? Sì, sicuramente sarebbe un pochino una situazione imbarazzante, forse all'inizio, perché comunque Hai mai avuto un rapporto lungo? non lunghissimi, cioè purtroppo ho sempre iniziato a lavorare troppo presto, quindi tocchiamo sempre un anno e mezzo. Se tu non hai 24 anni, tu fondamentalmente Cioè, hai sì, io ne 38. dimostro 30, sono un Cioè, vecchio capito? dentro. Sì. Nella realtà tu hai 38 anni. Sì, cioè ascolto comunque Però sempre la immaginati- musica, anche generazione mia, tipo che andiamo sul rap, trap, però Ok. non mi sento per appartenere a quella Non so. cosa. Sono vecchio Mi dentro, non sento- c'è nulla mi da sento fare. un grande. Però immaginati una ragazza con cui ci stai tipo 4, 5, 10 anni, E poi già vi qua la situazione lasciate cambia. e poi magari ti chiama per essere il fotografo del suo matrimonio. Sì, però non si sa, forse mi trovo già con un'altra persona poi davanti, quindi entrambi abbiamo deciso di percorrere delle esperienze diverse. È un po' complicato da rispondere bene, però ti direi di sì, perché almeno come chiudo generalmente i rapporti, non sono una persona molto meschina, cioè per me Bruci sono state, case. però non si può mai sapere. No, anzi anche su questo, ritorno Tipo- al fatto del mio carattere, gelosia. Cioè per me ci deve essere, ma deve Certo, essere sana, limitata. cioè deve essere proporzionata, capito? Sì. Quindi Io mi è così. immaginavo tipo andavi a casa sua, bruciavi la macchina, Sì, no. litigate così. No, No, va no. bene, va bene. No. Va bene. Andiamo avanti. Adesso c'è una rubrica curiosa per chi è un po' più appassionato alla fotografia. Quindi ricordo che il podcast non è per professionisti il podcast è dedicato a chi ama l'immagine a 360 gradi. Oggi Sì. abbiamo tutti uno smartphone che ci permette di fare fotografie. Oggi abbiamo qualcuno che fa le fotografie mentre ti guarda, Sì, perché tipo, il maledetto facciamo. ha gli occhiali che registrano. Ok. Quindi, ok. Quindi tutti abbiamo accesso alla fotografia, quindi è molto bello perché il podcast appunto vuole discutere con tutti. E in questa rubrica parleremo di dentro la borsa fotografica di Antonio Gargano. Ok. Quindi cosa c'è, cosa non può mancare nella tua borsa? Allora, Raccontaci un po', non abbiamo sponsor di categoria, No, quindi no, possiamo ma, pubblicizzare tutti. Ma anche a prescindere da questo, voglio più parlare di obiettivi che più brand, scelta anche di camere, perché poi Ok. secondo me dopo 9 anni per esempio ho scattato, Anche se ho mi utilizzato- piace farti la domanda della camera, perché voi, come noi, siete persone che cambiate spesso, Sì, a sì, differenza sì, di sì. fotografi che abbiamo intervistato che da 30 anni rimangono fedeli a fedeli un al brand. Allora, considera che io ho iniziato a scattare all'età di 16 anni con Canon, ho utilizzato anche tutte le mie di Nikon, sempre grazie alla facilità di papà, ritorno al discorso di prima. Oggi sto scattando con Sony, ormai sono 6-7
7 anni, abbiamo iniziato a scattare un sogno nel 2017, quindi quando eravamo nella fase 7.3, il primo sistema mirrorless dove c'era anche l'incertezza del fotografo professionista tra passaggio reflex e mirrorless, però è stato per me un processo anche evolutivo, anche ritornando al fattore del cambiamento stilistico, perché cosa succede? Secondo me ogni fotografo dopo una certa deve anche provare a sperimentare, utilizzare anche un altro brand, un'altra camera, perché automaticamente cambia la concezione della color, quindi hai anche una concezione più ampia del file, se no poi cadi sempre poi in quel ci sono loop, pro e contro in ogni brand, esatto, bisogna poi scegliere. il sogno di ogni fotografo secondo me sarebbe quello di scattare con ogni brand e avere almeno un 35 per ogni camera, il sogno perfetto in fotografo. Bello, purtroppo bello. il lavoro di un fotografo Economicamente sarebbe un disastro. Ok. Però sicuramente non devono mancare 2 camere. Quindi hai 2 body. Ho 2 body. Sony. Attualmente sto utilizzando la Miraglia, che è la 9.3, che è una camera 9.3. veramente over per quello che facciamo noi, però mi dà proprio una certezza, una garanzia. Ho avuto sempre tutti i modelli di A9, quindi A9 Mark 1, Mark 2 e Mark 3. Li conosci tutti. Tra l'altro Antonio è quello che ogni volta che tu gli mandi un messaggino per chiedergli una cosa, lui ti risponde con tutorial. Sì, non io ti mando risponde audio dicendo sì, come ti trovi con la camera? Chiunque ti risponderebbe ah no, bellissima, no, invece puoi prenderla. Antonio ti manda una bella nota vocale che è un bel tutorial che ti spiega pro, contro, benefici, vantaggi e svantaggi. Tu l'ascolti e hai tutte le informazioni, meglio di ChatGPT. Ma certe sai perché? volte Perché sei. questo è anche stato un pochino l'approccio fotografico 2.0 della mia generazione. Cioè io non nasco dall'era dello streaming, anche di YouTube. Cioè io seguo tantissimi canali su YouTube, sia americani che italiani, dove parlano appunto dell'uscita del nuovo prodotto, di aspetti tecnici. Io sono sempre lì che ogni settimana deve vedersi tutti i video e studiare. Cioè quello per me è lo studio sintetico che mi consente di lavorare e di vedere le novità, di rimanere sempre aggiornato. Ritorniamo un attimo ai corpi. A9.3, A7.4, utilizzo solo obiettivi fissi tranne il grandangolo per cercare di avere un peso un po' più leggero. 35-50, 85-135 e il grandangolo è il 16-35. Ok, monti e smonti in maniera le accoppiate sono non in maniera frequente, frequente, tutto anche in base a una comunicazione proprio solamente di sguardi con mio padre, cioè cerco sempre di non utilizzare la stessa focale per non andare a portare replicarsi. Esatto, però mantengo l'obiettivo per la durata di quell'evento che sto a fotografare, tipo momento preparativi sposo o sposa, chiesa, ok, quello, perché anche quello incide sul racconto. Cambiare troppe volte otti automaticamente un meccanismo è una lama a doppio taglio, secondo me. Sì, e questa è una cosa che grazie anche ai corsi di formazione ho notato anche per la crescita mia, perché quel fattore di cambiare l'obiettivo frequentemente è anche sinonimo di insicurezza. Poi dopo con l'esperienza man mano capisci che quello è l'obiettivo. Vogliamo parlare della polvere? Guarda, cambiare e scambiare significa anche ritornando a distruggere la macchina perché in non so se ti tempi ricordi brevi. nel corso io sono anche un malato ossessionato dell'ordine e della pulizia, cioè io proprio la pompetta elettronica della marca X, se si può dire, e ogni evento prima di iniziare pulisco tutte le 10 lenti, tutte le 4 fotocamere, formato, controllo orario. È proprio un fattore di organizzazione. Ma vuoi lavorare con noi? Guarda, abbiamo bisogno di uno con la tua attitudine. Sì, ma uno può dire, ma sei troppo pignolo, puoi anche aspettare, cioè non è una cosa che va fatta in maniera frequente, però anche considera che questa è proprio una curiosità mia. Anche ma questo fa parte dell'essere. Sì, cioè dell'essere, cioè io proprio quando vedo anche la polverina nel sensore devo andare là a pulire, ho imparato anche con il kit come farlo in maniera autonoma in quelle situazioni più facili, se no vado sempre in setup, sì. E invece ti chiedo se in questo borso comunque con te porti un portafortuna, hai qualcosa che ti serve per stare sereno? Un braccialetto simile a questi, quello con l'occhio, sai, quelli che danno in Grecia, generalmente rosso, blu, è uno blu. Lo tieni in borsa? Sì, poi un'altra cosa, panno solo esclusivamente della marca del telefonino perché sono ossessionato da quel brand. E poi che cos'altro? Sicuramente kit, sempre di cucito, tipo ago e filo, perché tipo bottone sì, quello ce l'abbiamo sempre, l'ho trovato tipo €1, non pensi solo a te stesso. Esatto, perché tipo capita in tantissime situazioni, oppure anche prodotti sempre per mal di testa, o perché giustamente siamo sempre in giro, e poi nella macchina un'altra borsa esterna con sempre un kit di ricambio, dove in questi anni sempre ho ricevuto rimproveri di mio padre, ma che stai facendo, perché ti vai a cambiare? Però non si sa mai. Guarda, cioè mi sono capitate tantissime situazioni. Ricordo una scena, eravamo alla Valle dei Templi, ad Agrigento, stavamo facendo uno shooting e c'era un po' di freddo perché se non sbaglio era fine settembre, quindi non era una bella giornata.
ricordo che lo sposo stava tremando dal freddo. Gianmarco in maniera istintiva, il nostro Gianmarco Sì. Conte, che è la persona più buona che conosciamo, in maniera incredibilmente naturale si toglie la giacca e la mette addosso allo sposo per riparare. Gli ha detto riscaldati un po', perché altrimenti, cioè, non dico ti faccio le foto, però riscaldati un po' perché c'è veramente freddo. Cioè, ricordo ancora la faccia dello sposo che si è girato, non ha detto tipo un grazie normale. L'indomani mattina del matrimonio è venuto qua in studio e ha detto: raga, voglio saldare il servizio immediatamente, e dovete dire a Gianmarco che la cosa più bella di ieri è stata il suo gesto. A volte Questi sono quei piccoli gesti piccoli che contano, dettagli tipo che ti fanno veramente la anche, che ne so, differenza. in chiesa, Cioè, soprattutto nelle ogni cose volta che calde. parliamo del matrimonio di questi ragazzi, tirano fuori Gianmarco che gli ha coperto le spalle Certo. allo sposo. Ma allora, Che solitamente lo sposo poverino è lì, capito? Sì, Può morire, sì, ma- cioè, Ma questa cosa è, cioè, importantissima, perché può anche essere tipo una bottiglietta d'acqua durante tipo sì. la cerimonia perché fa troppo caldo. Bisogna prestare delle attenzioni, cioè comunque dobbiamo anche capire Assolutamente. se ci hanno scelto un motivo c'è, perché comunque anche caratterialmente siamo state delle persone che abbiamo trasmesso qualcosa, però dobbiamo anche dare tanto, cioè al di fuori comunque di fare gli scatti belli, secondo me è molto importante il valore umano, il contatto. Assolutamente. con i Però sposi Anto, sai che sia. è arrivato il momento. È arrivato il momento. Sì, sei troppo serio. Anche se Antonio è una dopo persona dirò, molto seria. a proposito di cambi, perché porto cambi? Perché tipo, ritornando ai momenti trash, io sono il fotografo delle cadute, ma cadute di quelle allucinanti, soprattutto nei ricevimenti delle sale, anche quando ci sono le sparkle e le scintille, no? Durante Lì in mezzo. No, perché crea quella polverina e inizio a slittare, cioè, oppure ho anche dei video Io dove quando tipo- ero capellone Sì. ho preso fuoco in chiesa, mi sono bruciati i capelli e c'era una puzza che non te lo dico. Vabbè. E altra cosa, strappo sempre i pantaloni, soprattutto nella parte centrale, perché piegandoci, Strappo. anche perché sono una persona che va molto di fretta, cioè io cerco sempre di fare tipo la foto o dietro la scena oppure davanti, quindi ho la foto davanti dove c'è in questo caso la camera mi riprende, vado dietro, quindi devo correre perché se no ci sono i fuochi d'artificio, durano quei 30 secondi e cado, cioè sempre. Allora, Esatto. prendiamo la... Comunque, ricordiamoci di aggiungere come domanda quanti pantaloni hai strappato durante i matrimoni, perché praticamente è una cosa molto Siamo ricorrente. arrivati a 13, lo sappiamo. Ti fai pure il calcolo, sei ordinato Sì, anche sì, in sì, quello. no, amante dei numeri, sempre. Vediamo cosa hai pescato. Allora, Domande comunque medio tranquille, sì, cioè, però è una domanda, cioè, forse non tutti possiamo dire, la leggiamo. Sì, dai, la È leggo molto io. professionale, questo tocca proprio l'aspetto questa è una fotografico. questa è una delle più tecniche Prendiamo che un'altra. abbiamo creato. Prendiamo un'altra anche però, no? Che Secondo dici? questa qua è molto easy. Ne facciamo 2 di fila. Vabbè, comunque Vabbè, voglio dire- vediamo. No, tanto abbiamo da continuare a parlare. Ok. La domanda è molto tecnica, seria, è scritta serietà. da un poeta finlandese Sì. che dice: ti lavi le mani dopo il bidet? Sì. Volevo mettere pure la Grazie, suspense. sai che anch'io lavo le meno male mani. che detto anch'io, ti ho dato prima la No, mano, no, ho no, perché rischiato, vabbè. questa domanda prova a farla a tante persone. Molti ti dicono: no, ma già ho lavato le mani, che potrebbe essere anche idoneo. effettivamente Come... non ha tutti i torti. Però, No, però su la questo- facciamo anche a te questa domanda. Anche voi vi lavate le mani Rispondi col nei bidet. commenti. Anzi, a proposito di commenti, ricordiamo a tutti che se vogliono partecipare a scrivere le domande per la Fuckbox, basta scriverle in descrizione in questo video. Le così estrapoliamo, te le troverai là firmate col tuo nome, quindi le prossime domande saranno lette e firmate con il tuo nome. Quindi se vuoi fare una domanda Bello. di qualsiasi natura, tanto sarà l'ospite a decidere se leggerlo o meno. Se Quindi confermare mi o puoi ribaltare confermare? la situazione, come dice un personaggio famoso. Quindi lavi le mani. Sì, Va sì, bene, sì, sì. andiamo avanti. Cioè, questo sì di pausa era per dare anche un po' di suspense, come fanno. Ma poi in post lo facciamo durare 10 Ok, secondi. bello, beh, tipo che guardo verso Sì, il con la microfono. canzone tipo Chi vuole essere milionario, tipo, Esatto, sai? bellissima, te la sto per dire. Ok, il consiglio del giorno che vorresti dare a chi sta ascoltando e ancora non è immerso nel mondo della fotografia. Ci saranno tante persone che da questo video possono trarre dei spunti interessanti per
fare della fotografia il proprio lavoro? Allora, nonostante è normale che io abbia iniziato con un percorso già avviato, che è quello di mio padre, io una cosa che ho sempre apprezzato del mio percorso, almeno fotografico, è stato quello di essere sempre me stesso, di accettare anche i coetanei e le persone che avevo attorno e quindi vedere un attimo la generazione che mi appartiene, quindi essere se stessi sempre, ma anche vivere, nonostante anche poi i 9 anni per esempio dell'esperienza, della curiosità, cioè tipo basti pensare che nell'ultimo anno, 2 anni, ci sono state tante di quelle novità tecnologiche al di fuori della semplice camera obiettivo che mi hanno portato anche a ottenere dei risultati molto interessanti al di fuori dei contest e riconoscimenti, che è una cosa che non vado quasi mai a parlarne, non so se hai notato questa cosa di me. Sì. Però amo tantissimo l'aspetto tipo anche di un software nuovo che possa uscire nell'ambito fotografico. Molte volte cadiamo nella pigrizia, quindi questo è il mio augurio, quello sempre di più che altro usciamo dalla nostra comfort zone, sì, una cosa che notiamo tantissimo è che con Pure Shoot spesso parliamo con tanti fotografi e mi ritrovo sempre a sentirmi dire no, il software è straordinario, lo so, è bellissimo, tutti i miei colleghi lo usano, ne parlano tutti bene, però non ho tempo per iniziare. Purtroppo tutti i cambiamenti hanno bisogno di un po' di tempo, in questo caso neanche tanto, ma è solo la fase del cambiamento. C'è una frase bellissima che dice tutto è difficile fin quando non diventa facile. Bisogna concentrarsi più sui benefici di qualsiasi cambiamento che sulla strada da percorrere, perché comunque la strada da percorrere c'è sempre. Se immaginiamo quando siamo passati dalla reflex alla mirrorless, tanti si sono ritrovati a dire no, la mirrorless è una merda, io la reflex non la cambio mai. Quando si è girato e tutto il mondo stava utilizzando la reflex, la mirrorless, naturalmente lì ci accodiamo. Però abbiamo saltato l'evoluzione. Se siamo i primi a sposare un'innovazione, come nel tuo caso tutta la parte digitale di post-produzione, immagini, se parli con Antonio di intelligenza artificiale, di qualsiasi argomento, riesce a conoscere tutto perché dedica parte del suo lavoro alla formazione, che è fondamentale. Poi vi ritroverete che quel tempo che avete sprecato lo recuperate in ore libere di lavoro, in migliorie, in serenità mentale. Ma perché torna sempre lì, molte volte quando anche escono le novità che consentono appunto la facilità del professionista, si va sempre a pensare che diventa l'elemento sostitutivo. Ok, soprattutto non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, che per me è una delle tematiche che negli ultimi 2 anni non si parla d'altro, mentre in realtà penso che forse negli ultimi mesi a questa parte non l'utente medio ma il professionista ha capito che in realtà è uno strumento funzionale perché aiuta proprio tutto il processo di workflow che sta dietro ogni studio o azienda che sia. Quindi per noi è stato uno strumento veramente di svolta. Ok? Va bene, te la prendo io una. Vediamo che pesco. Vai, mi fido. Siamo a 3. Ma chissà se c'è qualcuno che ha mai detto no, questa è già successo. Sì, qualcuno si scarta. Ah, sì. Dipende, qualcuno la scarta. Ah, scusami. Vabbè, la pallina. Passa in revisione da me. Che mi ricorda tipo l'ovetto, capito, quando ero piccolino. Sì. Sai che ci sono dei video su YouTube che scartano ovetti che fanno milioni di visualizzazioni e lì c'è un giro ma perché là sono i famosi pazzesco. ASMR che... Sì. Amante. Non apriamo la categoria. Ok. Io ce l'ho la risposta, anche se sembra molto strana. Vuoi accettare? Sì, certo che accetto, è una bellissima domanda. Anche perché tipo uno può immaginare risponde quello, mentre in realtà è l'altro. Vuoi leggerla Vediamo, prima? te la leggo. Sì. Questa è una medio seria, però curiosa. Puoi tenere solo uno tra smartphone e computer, l'altro scompare dalla faccia della terra. Cosa scegli? E perché? Allora, io amo tantissimo il computer, cioè penso che dedico molte più ore al computer rispetto al telefono, quindi allo smartphone, e scelgo il computer perché mi consente di fare quello che già il telefonino va a fare, soprattutto
sull'aspetto fotografico dove amo tantissimo, ritornando alla post-produzione del colore, io senza il computer sono perso, cioè ormai ci sono le applicazioni che sono diventate tanto smart, su questo rimango un pochino obsoleto indietro, perché mi piace avere tutti i pannelli, tutte le informazioni con la miglior qualità possibile, quindi se devo scegliere tra le due scelgo il computer. Ok, inaspettato, no? Però vuoi immaginarti un po' di dover venire a trovare a noi in sede e non avere un Google Maps? O andare in vacanza senza un Google Maps? Però ti posso dire, questo è un pochino vivresti? anche la pigrizia e anche la curiosità che appartiene alla generazione tipo quella di mio padre, anche quindi anni 80, anni 90 con la mappa e di viversi dei momenti. Tipo un cliente che deve chiamarti. Esatto, ma ti prendo esempio, purtroppo non amo tantissimo. Come facevano? No, cioè, come facevano? Tu te lo chiedi, tu che sei nato con nell'ipertecnologia. Sì. Però sicuramente immagina tuo padre che aveva un numero fisso. Sì, oppure andava nella... Da quanto tempo Gargano fotografo è vivo? Dal 98. Quindi, dal 98, quindi sono tanti anni. Cioè, considera che quando io sono nato nel 2001, i cellulari quando sono nati? Gli smartphone, i primi smartphone? Allora, se prendiamo il primo smartphone, possiamo prendere, forse come scia di questa corrente nostra, possiamo prendere il primo iPhone 2G, che era solamente dell'iPhone, ok. Sì. Non so se io devo dire, sto sempre attento. Siamo liberi. Volevo fare il politica di correct. Non siamo in TV, fortunatamente. E già considera che, ritornando al discorso della tecnologia, mio padre già l'aveva acquistato tramite un amico che sta in America, perché era sempre stato amante della tecnologia. C'era anche i primi videogiochi, io avevo 4 anni, già giocavo a FIFA con lui, quindi su questo aspetto io ho sempre vissuto con le novità tecnologiche. Quindi però non si può neanche dire che tu hai svecchiato l'azienda, forse, cioè l'hai innovata ancora di più, perché però tuo padre è molto tecnologico sotto questo punto di vista, quindi sai dire di averla succede? trasformata forse non puoi. No, è stata semplicemente un'evoluzione, perché ti spiego, purtroppo per quanto uno possa essere appassionato della tecnologia, oggi ci troviamo veramente con una velocità estrema. Cioè, prima una fotocamera usciva ogni 5-6 anni, mo esce ogni anno. E devi anche distinguere qual è il modello più valido, no? Ritornando a noi. Però ma prima il mondo era fatto da Canon e Nikon. Esatto, oggi non più. È un mercato che oggi il mercato se lo stanno dividendo. Diversificato. Ma sempre ritornando sulla scia un attimo di chi si vuole immergere nella fotografia, forse sempre per l'utente medio, per il cliente, con che cosa scatti e non i brand sempre cose. Però guarda, stanno nascendo un sacco di studi che fanno servizi totalmente in iPhone, produzioni per le aziende, in tantissimi stanno lavorando solo esclusivamente con uno smartphone. Guarda, ho fatto un'intervista tipo presso il mio liceo, dove ho studiato il liceo scientifico, dove abbiamo parlato di fotografia e musica, e ho detto tipo ai ragazzi che l'ultimo video tipo di Lazzo e c'è Rosville in un brano, non mi ricordo come si chiama il nome, è stato realizzato interamente con iPhone. Sì, l'ho visto, il Bolted iPhone. Logicamente ci sono sempre dei sistemi 50.000 euro di Bolt e un iPhone. È un iPhone. Bellissimo. Però la qualità anche poi pazzesca. perché ritornando sempre là, a volte non serve l'ultimo modello, la miglior fotocamera, ritornando al discorso che io sono veramente un malato sull'aspetto tecnico, però poi mi rendo conto che in realtà serve la praticità, oppure la necessità di quello che tu vuoi rappresentare in la fotocamera, cosa ti può proporre, okay? O meglio, questo aspetto apparteneva alla vecchia era, che realmente una camera poteva farti tantissima differenza. Con l'avvento del video, soprattutto in una reflex, il mondo è cambiato, perché sensori giganti, immagini pazzesche. Io ho iniziato con una camera broadcast che un matrimonio facevo zoom in e zoom out tutto il tempo, che vomitavi a fine matrimonio. Ma come io si facevano cose assurde, al discorso qualità, profondità di campo sembrava tipo F1000. Ma poi ritorna sempre il discorso, no, che prima avevo parlato di analogico. Io quando ho scattato anche con reflex, mi ricordo che l'A6D della Canon aveva 11 punti messi a fuoco, funzionavano 5 che erano sempre quelli centrali. Quindi, bordi mai. Secondo me ogni processo ha la sua difficoltà, no? Perché cosa ho sentito anche in base a corsi di formazione, che sempre il fotografo tipo famoso, lo zio fotografo over, che rimane un attimo fossilizzato nell'era diciamo primitiva della fotografia, dice vabbè, voi non appartenete alla generazione, avete la facilità. Sì, però anche difficile un attimino far combaciare le due cose. Cioè, secondo me l'equilibrio perfetto è quello di mantenere le nozioni che la fotografia ci insegna, quindi conoscere anche come si scatta un analogico, cosa che ho fatto anche per la semplice curiosità, ma non limitarsi, perché voglio richiudere sempre il punto che abbiamo aperto prima, no? Ok. Quindi è sempre indispensabile avere
le nozioni della tradizione. Sono d'accordo. Ma anche un attimo lasciarsi andare nell'innovazione, nella facilità. Ho sperimentato l'analogico dopo il digitale. Per esempio. Stessa situazione. Adesso abbiamo la camera oscura, abbiamo sviluppato rullini, abbiamo stampato, però sì, l'esperienza al contrario. Ma semplicemente lo fai perché anche per andare a capire le simulazioni, capito, della pellicola, come andarle a replicare sulla mirrorless, per esempio. Allora Anto, ti fermo. Abbiamo 10 domande secche per te. Non hai tempo non puoi pensare. Sì, davanti un altro, sì. Esatto, okay, esatto. Però corretto. Guarda in camera o lì. Modalità anche lì. risposta secca. Non hai tempo per pensare perché vogliamo capire qual è la tua natura rapida. Okay. Inizio subito, sei pronto? Ti concentri? Hai le cuffie messe? Ok. Vai. Sono pronto. Colori o bianco e nero? Colori. Luce naturale o flash? Luce naturale. Foto rubata o in posa? Fusione. Voglio mantenere non fusione. puoi. Allora preferisco rubata. Cliente simpatico o location perfetta? Cliente simpatico. Un attimo con due cuori. Sì, perché non per corretto. forza bisogna avere la simpatia. No, Okay? A volte è anche bello che si mantiene quel distacco freddo. Panino Però, con le panelle o arancina? Questa cosa. arancina. Beh, aspetta, qua è arancina o arancino? Perché questa è una cosa che sono sempre un curioso. casino ogni volta. Lo lasciamo nei Abbiamo commenti. quasi litigato con l'altro ospite perché voleva farmi dire arancino. Quindi voi siete arancina. Ok, ero curioso. Sì, non si capisce. Arancino. Lente fissa o zoom? Lente fissa. Ritratto o reportage? Reportage. Sole pieno o cielo nuvoloso? Cielo nuvoloso. Scatti in silenzio o con la musica? Silenzio. Meglio scatto perfetto o momento perfetto? Momento perfetto. Ok. Queste sono domande. Allora, sono domande che, ritornando, io ho risposto in linea secca su cosa preferisco, Sì. però in base anche alla mia giovane esperienza mi piace mantenere sempre un pochino la neutralità delle cose. Sì. Cioè, mo abbiamo sentito un attimo scatto rubato e posa, cioè io ho risposto scatto rubato, però come ben sai mi occupo anche di altre tipologie di eventi dove curo tantissimo l'aspetto estetico e della posa, che è quello tipo dei compleanni, ovvero dei 18esimi. In realtà cambiamo sempre idea noi fotografi o comunque tutto il mondo artistico. Purtroppo è sempre quel dibattito dove no, io non vedo che tu ti occupi del rap. Mi piace scattare, quello che vedo e voglio fare quel giorno realizzo, punto. Sì. Posso chiuderla così in maniera molto Sì, pratica. guarda, io non so se sono un anomalo o meno, ma quando mi dicono tu fai foto video, rispondo sempre che io sono innamorato dell'immagine. Esatto. Ho delle situazioni o delle condizioni in cui devo raccontare tramite un video delle situazioni che preferisco fare fotograficamente. Ho fatto 2 libri fotografici, uno di un viaggio in Giappone e uno di una festa popolare del mio paesino, perché in quel periodo volevo raccontare tramite delle fotografie. Tra questi 2 libri nel centro ho fatto tantissime produzioni video, perché ho fatto dei cortometraggi, roba del genere, perché comunque penso intanto all'obiettivo e poi capisco come esprimermi, quindi per me riesco a mettere in mano una fotocamera, una videocamera e esprimermi in quello. Ritornando a questo, anche io ho sempre amato l'aspetto video, ho fatto anche video per un periodo, tipo all'età di 17-18 anni. Voglio ritornare a fare video facendo sempre dei contenuti miei, perché ritorno al discorso che ti dicevo prima, appartengo sempre all'era dello streaming. Ho notato che non c'è una figura giovane, almeno nel settore degli eventi, che può parlare di fotografia facile anche alla generazione che le appartiene. Quindi questo è un aspetto che mi ha sempre colpito e so che lo farò sicuramente. Quando avremo un po' di pausa, di spazio, perché siamo sempre in giro e lavoriamo. Siamo arrivati alla conclusione di questo podcast. Sembra strano, ma sono passati più di 40 minuti. Manca l'ultima domanda e approfittiamo per fare un po' di saluti a chi è arrivato fino a qui. Quindi se sei arrivato fino a qui sei un superhero. Se non hai messo ancora campanelline, segui a tutti i canali, lo fai perché ti vedrai le altre puntate, trarrai dei benefici e farai felici anche noi di continuare in questo progetto. Come sapete non è un progetto a scopo di lucro, ma siamo qui per dare un po' di intrattenimento al mondo della fotografia, che ci siamo resi conto che mancava intrattenimento fotografico. Si parla troppo di tecnicismi, ci siamo un po' stancati perché
ci sono già i canali dove trovare tecnicismi, ma a Pure Podcast farà solo e esclusivamente contenuti di intrattenimento. E oggi avete visto oltre l'obiettivo con Antonio Gargano, che ringrazio tantissimo per essere stato qui. Invitato. Chiudiamo la puntata. Intanto invitiamo, se qualcuno vuole essere ospite nostro, ci scriva info@pureshoot.com, lo mettiamo da qualche parte. E in chiusura chiudiamo con l'ultima domandina, vediamo cosa trovi. Speriamo che sia la cosa più strana. Vediamo. Poi non hai scartato nulla, quindi in realtà potresti prendere 3 palline. Prendiamo 3 e ne scegli una. Sei l'unico ospite che ad oggi non ha scartato nulla. Che è arrivato fino alla fine. Però saranno programmati, quindi mi sa che sarà ripensando un attimo alle domande, forse avrei rinunciato alla prima. La prima si crea tipo lo sapevamo. Esatto. Vediamo sicuro. cosa rispondono i colleghi. Sono molto curioso. Domani spunta un tuo canale OnlyFans. Ma guarda, ho aperto 5. Per tutte le foto di piedi che hai puoi aprirlo. Ok, vediamo. 1, vado più veloce. Questo è un pochino troppo stile superhero, ok? Non fa ridere tanto. Scegli. Comunque sì, però quella la scartiamo. Sono troppo complicato. Allora, sì, questa. Dai, andiamo con questa. Vediamo. Questa qua è molto più in chiusura, piccante, dai, chiusura. Tanto sì, in chiusura ci arrivano in pochi solitamente. Vediamo se c'è qualcuno online. Vediamo. Ok. Hai fotografato qualcuno nudo per finta solo per fare colpo o per secondi fini? Sì, si usa tantissimo da giovani per rimorchiare. Sì, però tipo non amo tantissimo dal punto di vista professionale quando ti chiama il cliente. Qualche amica che mi fai la foto, sì. È un'arma importante per rimorchiare la fotografia. Puoi dirlo. Ma incide anche il carattere. Cioè il mio talento più inutile è cintura nera di come, perché quella era l'altra domanda che ho voluto scartare, la abbiniamo. Cintura nera di come bisogna approcciare proprio con le ragazze. Cioè mi reputo veramente una persona bravissima nel comunicare, essere dole, però poi come si dice al quadriu, ok? Esatto. Sbaglio sempre, però serve l'esperienza. Sbagli nel momento, la verità, nel momento perfetto sbagli. Sì. Ma qua immagino tipo poi vede il video tipo con la testa bassa, che è delusione. Però va bene. Anto, ti ringraziamo tantissimo. Grazie, la tua testimonianza e il nostro cazzeggio penso sarà utile per molte persone. Ti ringraziamo, ci vedremo sicuramente in giro per l'Italia in qualsiasi workshop. Da Parigi è tutto. Spero ti sia piaciuta la nostra sede. Ora andiamo a prendere un bel caffettino sotto la Torre Eiffel. Salutiamo anche la signora. Ok. Andiamo a fare questa passeggiata a Parigi. Ok, va bene. Andiamo. La baguette ce l'hai? La compriamo. Ok, la compriamo. E sai dove la mettiamo, no? Nel braccio, sotto l'ascella. Sotto l'ascella. Ok, va bene. Grazie Antonio. A tutti ragazzi. Ciao.